Buongiorno da Leandro Maggi, lo Vigo in diretta, siamo con Don Michele, parroco di Scalonna, e Certo. siamo davanti alla chiesetta di San Giusto, rimodernata, ristrutturata. Perché siamo qua, Don Michele? Quest'anno la festa della patrona di Portoviro, che cade sempre l'11 di ottobre, ha qualche novità particolare, due sottolineature che vi volevo raccontare. Una riguarda proprio questa chiesetta, che è stata ristrutturata dall'amministrazione comunale e che concludiamo la ristrutturazione posando una statua. Questo è il primo tema. Il giorno 7, dopo un bel concerto di ragazzi, usciremo dalla chiesa per portare questa statua fino qui e a posarla come era una volta. Prima della ristrutturazione la statua era già dentro alla chiesa. Adesso viene rimessa per la fede in Maria che gli abitanti del luogo con i salesiani da sempre hanno avuto, soprattutto nel mese del Rosario, nel mese di ottobre e nel mese di maggio. Ma l'altra sottolineatura bella che volevo raccontare era rispetto al tema della carità. Noi volevamo immaginarci con la Madonna di uscire dalla sacrestia per andare in città, venire verso un luogo significativo della nostra città, per poter dire che la chiesa di Portoviro gli va di mettersi a servizio dei poveri, di continuare a stare a servizio dei poveri. Lo fa con un modo nuovo rispetto al passato, perché da giugno le parrocchie di Portoviro si sono messe insieme. E quindi quello che succede di solito a Scalon e continuiamo a fare nella distribuzione alimentare, nella distribuzione degli abiti e nel centro di ascolto, da giugno in avanti lo facciamo a nome di tutte le parrocchie della città. E allora con i 3 parroci ci siamo accordati per una collaborazione. Questo è il primo aspetto. Anche per questa ragione, mercoledì 5 il vescovo verrà a Portoviro per una conferenza proprio dedicata a questo tema, perché l'idea che le parrocchie collaborino gli è piaciuta e ha pensato anche lui di venire a spendere una parola. Inoltre a San Bartolomeo vi racconto che lunedì 10 proietteremo un film che si chiama La Sorpresa, dedicato al Beato Marella, che fu un santo anche della nostra diocesi, che si spese proprio a favore dei giovani, dei ragazzi e soprattutto dei poveri, e quindi lo proiettiamo alla sera perché possa essere un nuovo stimolo per tutti quanti i nostri fedeli. Ecco, una seconda caratteristica di questa festa, e concludo, caro Leandro, è che la dislochiamo, non sarà solo nella parrocchia di Scalon, ma vogliamo vivere anche a Donada e anche a Contarina, con alcuni eventi che sono segnati nella locandina. Vi invito a tutti anche a partecipare al pranzo che ci sarà domenica, l'ormai classico pranzo della patrona alle 12:30 che organizzeremo nei locali di San Giusto, e non dimenticare di comprare qualche biglietto della lotteria, che vi vendiamo un bel sogno, per esempio un computer nuovo oppure una spa, ecco, che si può vivere in 2 persone per 2 giorni, una spa Boscolo. Ecco, queste sono un po' le nostre novità di quest'anno.